Prossimi decreti attuativi di questa legge di Poletti sui redditi per la povertà, insomma, perché sono curioso di vedere come verranno distribuiti questi soldi e mi viene in mente, non so per quale motivo, forse perché sono stato abituato male, che potrebbero essere una forma di ulteriore sostentamento proprio per quelle persone che attualmente ricevono 35, non loro, il cui movimento costa 35 euro a cranio a noi italiani, a tutta l'Italia, meglio a noi, non mi piace noi italiani. Quindi intendo dire, ho visto recentemente una graduatoria di assegnazione di edilizia popolare che ritengo possa avere dei criteri di valutazione simili. Erano su 30 nominativi, ce n'erano 3 di italiani e gli altri erano tutti quanti stranieri. Allora mi sembra che potrebbe essere un sistema così per aggirare il sostentamento, l'autosostentamento di chi arriva adesso e che riceve solo pochi euro al giorno. In questo senso, su questa falsariga, poi mi piacerebbe fare riflettere rispetto a quello che noi intendiamo per welfare, ovvero abbiamo qui autorevoli esponenti oggi proprio del tema, e noi siamo abituati a pensare al welfare come la salute o il sociale sostanzialmente. Bene, il welfare come stato sociale invece intende raccoglie, dovrebbe rispondere meglio ancora a istanze ben più complessive che attengono alla tranquillità delle persone, allo star bene, al benessere delle persone e quindi anche, come dicevamo prima, sicurezza e giustizia. Ora, uno Stato che non è in grado di garantire giustizia e soprattutto ancor meno sicurezza, mi sento di dire che sicuramente gli tolgo la delega della mia sicurezza, però non me l'assumo io, l'assumo a un altro Stato, la do a un altro Stato. Io ritengo che questa sia una battaglia civica, una battaglia etica, un dovere sociale di ciascun cittadino che si senta non adeguatamente protetto dallo Stato in cui è inserito, di far tutto il possibile perché questo Stato cambi. Personalmente ritengo che la battaglia indipendentista passi anche attraverso queste istanze.